Che sbirri. Dai, via, fuori, buttiamo tutto fuori. Allora, mettiamo la chat, perché se caso mai scrive qualche di uno non lo vediamo. Ok. Penso ci siano problemi di chat, però vista la nostra confermata e rinomata fortuna durante le live e quant'altro, meglio aprirne 2, 3, 4, 5, 6, una funzionerà. In qualche modo una funzionerà. Ecco, così risolviamo anche il problema del telefono avuto l'altro volta. Allora, vediamo un po', il primo check l'abbiamo passato. Ma buonasera signor Gabri. Buonasera. Sarà una combinazione. È arrivato Gabri, sta suonando l'allarme. Sì. Allora, vediamo un po'. Tutto bene Gabri? Allora, inizio a collegarmi al drone, almeno così vediamo un pochettino la situazione. Non se riusciamo a contenerli da qua. Gabri, non lo so manco io come sto, ti dico la verità. Questo è andato non pervenuto. Oh cavolo, sta ricaricando. Ma dopo daremo informazioni in merito. Anzi, me lo dite voi io come sto. Qua al momento tutto tranquillo. Ci dobbiamo assolutamente potenziare le difese qua. Carica. Ecco qua. Oh no, ci sono i zimbalti grossi qua. Ecco, i grossi giustamente danno un po' di problemi. No, stanno andando tutto di qua. Esatto, a metà, esattamente a metà, in modo che devo capire da che lato mi devo sbilanciare. Allora, vittoria. Allora, e la notte l'abbiamo passata. Mo. Allora, dei soldini da mezzo ce li abbiamo. 2 morti nel blocco, attenzione, un infetto passato e una vittima degli zombie. Persone del blocco che sono state uccise da un infetto o da zombie cadenti. Hai fatto entrare degli infetti nel blocco che hanno ucciso dei superstiti. Non avevamo rilevato che Abigail aveva la congiuntivite, attenzione. Ammazzo. Vabbè, almeno uno. Fate il personaggio con l'estensione che hai messo. Ah, ok, allora mo adesso ce lo troviamo. Allora, mo i personaggi vediamo di farli uscire. Allora, iniziamo la giornata. Vediamo un attimino che succede. Trova tutte le poesie usando la torcia. E dobbiamo trovare pure le poesie. Vabbè. Allora. E qui c'è una missione. I superstiti hanno segnalato che qualcuno ha intenzionalmente lasciato entrare degli zombie nella loro ultima zona sicura. È stato malmenato gravemente prima di scappare. Crediamo che tenterà di accedere a questa base. Non farlo entrare. Ricercato volto livido. Ricompensa $1200. Ah, dacci tu. Allora, avanti un altro. Sarà questo quello che ha fatto Gabri? Fresh mutation.
Deja vu. Ah, c'è un nuovo Pandemics sintomo. never change. Ok. Exciting. Time to add it to the symptom chart. Allora, mo devo solo ricordare i tasti. Tap the Come si right entra- symptom on Eccolo the qua, list. ecco qua. Now switch over to the distribution tab. There's a lot we don't understand about the disease, but E lo scientific mandiamo al research can give us laboratorio, some ok. clues. Ok. Data from the lab can tell us about new Quindi se symptoms troviamo to spot qualcosa the di nuovo infected li mandiamo al faster. laboratorio. Ok. The poor guy A won't make posto. it through the procedure. I'm really sorry. You saw him, Ah, right? chi va al Only laboratorio trees would non knock him va over. avanti. No. Va bene. This way, Va bene. maybe his sacrifice will actually help keep others alive somehow. Grazie per esserti sacrificato, eh. Mandi un altro. Analizza il... Ah, dobbiamo andare proprio in laboratorio. Ok. Ok. Allora, vediamo un po' qui. Salve. Salve. Allora, estrai l'organo obiettivo evidenziato in verde. Distruggi gli organi evidenziati in giallo che bloccano la strada verso l'organo obiettivo. Non distruggere gli organi evidenziati in rosso. Allora, eccoci qua. Ho lentiggini, zaino e basta. Ok, no, penso che sia nella coda delle persone che entrerà oggi. Allora, preparazione dell'attrezzatura. Vediamo un pochettino. Allora, questi qua li dobbiamo togliere e dobbiamo prendere questo qua dietro. Quindi. Togliamo questo qua. Oh, estrai. Fatto. A posto. Analisi organi. Posiziona l'organo estratto nel creatore di campioni. Posiziona il campione creato nell'analizzatore. Scopri il nuovo sintomo. Ah, facciamo un succo di nuova attività. Va benissimo. Quindi prendiamo l'organo. Caduto l'organo a terra. No, recuperiamo l'organo. Metti qua. Operazione. Battiti bash premuto. Prendi. Questo qua lo mettiamo qui dentro e analizziamo. Sintomo trovato, la ricerca si è conclusa con successo. È collassato proprio, sì, si è spezzato in due. Quindi. Il sintomo è stato aggiunto alla scheda dei sintomi. Sblocca tutti i sintomi nella catena e ricevi le ricompense. Hai completato sfida a tempo e ottenuto ricompense aggiuntive. Va bene. Ok, quindi adesso dobbiamo fare pure le analisi se troviamo qualcosa che non ci quadra. Va bene. Allora, dobbiamo trovare il Gabri virtuale. Diciamo che si è sacrificato per la scienza. Allora, questo è Gabri da anziano. Col pulloverino rosa, la barbetta. Sì, sì, sì. Allora, tu intanto... Temperatura? No. Allora, tu c'hai una temperatura che va 37, 38. Battito troppo alto, sì. Massimo arrivi a 38 e c'è un battito di 187. Quindi battito estremo. Quindi tu, ragazzo, arrivederci. Ti stai proprio trasformando in un flux. Vai Con Dio. Vai, Spider-Man. vai. Vedi c'è il distributore di caramelle là dentro. A posto. Mi sa che gli hanno dato le caramelle. Allora. Vediamo tutti che cos'hai. 2 libri, sigaretta. Ok, vabbè. Scusami però, perdonami. Tu ti porti dietro un libro per smettere di fumare, quindi smoking, e poi ti porti le sigarette. No, è già non stai. Sì, che si teneva? Mo mi porti, in questo caso non ci riesco, almeno la fumo la Va sigaretta. bene, stavo per dire qual è il tuo problema, tu già ci fai la tosse in faccia. Vediamo un attimino. Allora, aglia. Temperatura è no 41.
Temperatura oltre i 41 gradi è sintomo di Kaputten. No. Quindi anche tu Arrivederci. non entri. Grazie mille. Buona giornata. Dimentica le sigarette, Is Fumate dal this È maniaco. stato your liquidato, checkpoint? sì, sì, sì. Allora, abbiamo dei punti per fare dei potenziamenti. 58. Segnale acustici qua non ci serve. Questo al momento non ci serve ancora. Per il prossimo livello 300. Allora, tu già hai gli occhi rossi. Give me a second. This is all too much. Prenditi tutto il tuo tempo. Vai tranquillo. Allora, occhi rossi e già tu già sei caput. No, C'hai non va anche bene. temperatura. Rientri nei 40 con la temperatura, però no, non va bene. Ok, lo zaino non si apre. Già c'hai gli occhi rossi. Arrivederci. At least it's not a Più death che altro chi sentence, c'ha lo right? zaino è infetto, a quanto pare. Ma fa che l'infezione viene Dagli dagli zaini a zaini. sto punto. Può essere così. Prego. Salve. I know the rules. I wouldn't be here if I wasn't okay. E se c'hanno un sintomo così grave, capito? Questo Tu già no, devi andare in temperatura a osservazione. 41. Allora, però aspetta, tu c'hai la temperatura elevata, esce proprio infetto. Seppure ti tengo un po' in laboratorio, tu ti trasformi. C'hai tosse, c'hai tutto. No. Vai, liquidazione. Vai anche tu. Ispezione scadente, vabbè, sono dimenticato di segnarlo. Allora, tu So tired. c'hai uno zaino vuoto o devo investigare prima te? Che sei il secondo che non si apre lo zaino. Allora, temperatura e battito, tu stai bene. Non hai segni, non hai mossi. Aspetta un attimino. Ah no, ok. Sono solo lividi. Sono lividi questi qua, quindi è tranquillo. Io penso che tu possa un attimino entrare, anche se nello zaino. Ok, oh, adesso si è liberato lo zaino. Allora, questa non dovrebbe essere considerata come. Sì, sono tutti quanti morti oggi. Stanno arrivando tutti infetti. Allora, di qua non c'è niente. Di qua sembri tranquillo. Dobbiamo pure fare entrare qualcuno. Ah, ma mi sono dimenticato di vedere loro qua. Allora, aspetta che ti controlliamo un attimo pure, Allora, temperatura sei sceso e stai a posto. Occhi, tutto bene. Riflessi ce li hai. Non c'ha nessun segnale. Faccio entrare, Non mangia nessuno. I wonder if I'll know anybody in there. Ok, tu? I'll do anything. Just don't send me back. No, 39 è troppo alta. Da quanti giorni stava qua? Prima dell'evacuazione. No, questa è la quota che dobbiamo raggiungere di nuovo. Da quanti giorni? C'era scritto all'inizio, cazzo. Oggi perso. No. Mario, Guarda, se la rimettiamo dentro ce lo dice. mettiamo dentro. Dopo che ci possono entrare 4 persone. Che per il resto non sembra avere sintomi. I'm fine.
Allora, fine, questo lo dici tu. 39 di febbraio. No! 39 di febbraio. E Primo da un giorno. giorno. Facciamola sta un un altro giorno, giorno. no, Facciamola sta un altro Come giorno. on. Questo l'ha fatto Gabri. Don't even think Questo l'ha about fatto touching that Gabri. stuff. Quale roba? Non hai niente. A parte che mi sembri un dottor Mercury incazzato e Sì. finito nel fango. Partiamo da sto Un po' concetto qua. particolare questo Da dottor sto Mercury, però. Vediamo. concetto. Ok, Questo sta bene. tu così sta a posto. Però sei pieno di zozzo, ma... Mm, però, signor Gianmarco, No. Oddio. Però non sembra manco necrosi. allora, qui diceva il generale, il maggiore, volto livido, No, zio, è Kist. anche perché poi non c'è nessuno. È Kist, no, zio. Elimina l'obiettivo. Salve, arrivederci e tante care cose. Mr. Fish, I don't go there. I go right in your face now. Va bene, Quindi se si è completata? completata, a posto. Ora però, dobbiamo pensare un pochettino alle migliorie. Per un po' di punti. Allora, dove si migliorava? Mi pare forse nella tua stanza? Allora, aspetta un attimo. Allora, un attimo soltanto. Allora, qui era per le evacuazioni di base, eccolo qua, era questo. Allora, vediamo un pochino come siamo messi. Allora, generatore, carburante, ce l'abbiamo. Clinica, ne abbiamo 14 su 15. Mensa, 33 su 40. Tende, Forse potremmo aumentare i posti letto, così. Più che altro fare un pochettino di migliorie qua per la notte perché stanno attaccando le orte. Funzione difensiva, se no poi c'erano questi altri qua in basso. E c'era allora il laboratorio. Possiamo fare le gambe per zombie, ma 40 metri. Culo. La zona di quarantena l'avevamo già migliorata. Suonare se rileva della polvere da sparo nei bagagli. Rilevatore chimico a livello 3. Centro difensivo. Abilità e soldati.
No, allora ci conviene fare. Ci Il conviene generatore non lo fare. puoi migliorare? No, a livello 3 si sblocca. Dobbiamo Schnitzel. migliorare il E livello dobbiamo base. fare anche quell'altra barra di potenziamenti. Allora, iniziamo a fare qua Ma e mettiamo la vedetta. Almeno così su 2 vedette e dovrebbero stare un pochettino meglio. Energia, kit e tutto siamo a posto. Ok, si va a letto. allora, Dobbiamo trovare le poesie con la torcia. Allora, 3 morti. C'aveva i riflessi incrociati questo. James Maslow. Don't play possum, soldier. I know you're up. There's a new symptom. Go see Georgie. He'll brief you. Giorgio, perché non si fa i cazzi su? New directives are now available. Check the bulletins board immediately. Che è successo adesso? Fratellanza. Se arriva qualcuno con un manganello della polizia, non confiscarlo. Apparteneva a un agente morto salvando dei civili e lo stanno riportando alla sua famiglia. Non tocchiamo gli effetti personali dei caduti. ok, un manganello. Manganello non si prende. Vediamo se Hey, buddy. capiterò mai. No, penso You're che looking kinda dovessi rough. uscire prima o poi. Didn't sleep, huh? Oh, can't blame you. I've pretty much Ok, mo forgotten what a good adesso. night's sleep feels like myself. I keep waking up like I can't catch my breath. Turns out you can spot the infection the same way. Breathing. Listen closely to how a person breathes, and you figure out quick if they're sick. Use the stethoscope. Cioè, lo vogliamo rendere un pochino più pipante il gioco. Vabbè, Già è facile. va bene. Allora, stetoscopio. Non infetto, polmoni puliti, respirazione sana. Infetto, polmoni macchiati, respirazione da infezione. Il virus può causare problemi respiratori. Usa lo stetoscopio per controllare che non ci siano irregolarità nella respirazione di un superstite. Le onde ad alta ampiezza sono un segno rivelatore di infezione. Se non rilevi segni di malattia o infezione, la zona nera scomparirà. Have fun. And remember, if Sì, you hear faccelo something che that ci doesn't sound divertiamo. right, don't overthink it. Send the survivor to the lab. You'll be able to take a closer look at the symptom there. Vabbè, avanti un altro. Allora, signor De Baffi, I'd give anything and everything to tu wake già up this parto con night. i polmoni neri, quindi... Allora, respiro malsano. Chiaro, no? Ok. Allora, c'è qualcosa per i polmoni? Sintomo sconosciuto. Che non ho capito, i polmoni, lui che cosa? Ah, pure dietro. Allora, tu vai un attimo in laboratorio. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your identification. Lei era zombie, abbiamo fatto bene a tenere. Vai, oggi. A posto. Ciao ciao. Allora, andiamo un attimino di capire qua. Allora, laboratorio, salve. Allora, che cosa ti dobbiamo estrarre a te? Lo Sprinkel che si trova, lo Sprinkel che si trova qua in bocca. Allora, è proprio un bel posto. Allora, gli arancioni li possiamo togliere. Andiamo di qua. Oh, eccolo qua, fermi tutti, fatto. A posto, grazie signor Funker. Questo lo mettiamo qua.
Nessun sintomo trovato. Porca miseria. Abbiamo sacrificato una persona alla scienza per niente. Vabbè, Ripperoni. vabbè. Allora, quindi così ce lo dobbiamo tenere con il respiro normale. E non ci dobbiamo dimenticare la questione del maniganello. Next. Allora, tu hai del caffè 我是好人 e。una mela. Ok, a posto. Allora, temperatura. Temperatura regolare. Riflessi. Ok. Mm. Ok, lui qua sembra a posto. Che stai a posto tu? Dove vai? Dove vai tu? Non uno, ben due. Allora, No. morsi. E... Ah, proprio... 5. Madonna, frode. Anzi, ma come ha fatto che sta ancora non si trasforma? Non c'è una bomba d'orologeria, mio caro. No, 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 ma vai. Frode, non siamo riusciti a fare la missione. Usa lo 不对不 stetoscopio 对， se... 我觉得你们在搞我。 Fatto. Ma com'è possibile? Next survivor. Allora, salve. I already went through quarantine once. I passed. Sì, questo però è un altro check. E devi stare zitta e farti cercare. Allora, signorina, pulita, nessun graffio davanti e quant'altro. Nessun dorma. Allora, nessun segnale vicino. Temperatura e battito sembrano nella norma. Martellone, riflessi sembrano buoni. Avanti, ok. No, oggi non c'è nessun dislivello. Non c'è manco una borsa. Signorina, vadi perché abbiamo 5 superstiti e ne Ho dobbiamo fatto bene il check fare col 9. scanner e tutto il resto? Sì, tutto il resto l'ho fatto tutto. Ok. You're Prestazione eccellente. Thank you. Don't make me Guardi un wait. altro. Gabri, questo? C'ha lo zainetto, c'ha la cosa. Già non partiamo bene, c'ha la No. tosse ed è Just let me tutto through. nero. Ma di che se ne manganella? No. No. È manganello poi? Ah, diceva Gabri, magari devo... aspetta, controlla le parti nere No, col pure se mouse. ci vado Non sopra. puoi cliccare niente. No, te le fa solo vedere. Aspetta. Se quando mangi la peperona. Oggi penso che chi sta da in laboratorio, chi sta è buona. Chi sta è Questo qua buono. sì, che non ce l'aveva. L'altro così. Ah, non abbiamo fatto però i dati. Vai. Brother, devi andare. Devi andare al laboratorio, mi dispiace. Non ti farà piacere, ma devi. Allora aspetta, guarda. Faccio che lavoriamo in modo eccellente. Devo vedere quando lo mettono dentro nel macchinario. Eccoci qua. Salve. No, già ma fanno da soli. Oh. Fanno da soli. Allora, a te ti dobbiamo togliere lo snaggle. Quello là. Allora, per togliere lo snaggle, noi iniziamo a togliere qua e ci togliamo lo snaggle. A posto. Sì. Ora tu che cosa ci dai?
Respiro malsano. Eh, Ed è quello là buono. sì. Respirazione infetta. Tipo Francesco. Sì, Ma fa che Francesco è infetta allora e noi non l'hanno mai capito sta cosa. può essere. Vabbè, vabbè. Gianmarco, Sono attento, infetto anche io. perché da... Senti, prendo ma questa dall'armadio. la cosa dei potenziamenti, quell'altra con i punti ricerca, possiamo fare Allora, niente? Questo qua? abbiamo Quanto 101 costano? punti. Noi dobbiamo sbloccare No, prima 300 no però, no 300. Aggiungi un filtro per lo stetoscopio e sensori ottimizzati per una maggiore chiarezza di suoni e aree nere ampliate. Dobbiamo arrivare minimo a 300. Allora, di qua l'uscita. Ma dobbiamo sperare solo che arrivano persone buone per quanto possibile. Allora, salve. Need to get to the safe zone. My family is waiting for me. Allora, tu c'hai un po' la pelle verde, Sì. e non va bene. C'hai anche, credo, un po' di... Stai Vedi? proprio uno spettacolo tu. Gli occhi sì, sono, però c'è del rosso ai bordi, dovrebbe contare, o sono gli angoli? Congiuntivite. Diciamo che anche gli altri esami, vediamo un attimino. Temperatura, ma stai proprio... No, proprio no, lo zi, ma temperatura vai. segniamola. Allora, la temperatura elevata, E il battito battito elevato. accelerato. Poi, riflessi? Almeno c'è riflessi buoni. Anche se si muovono poco. Metti la cosa dei riflessi un attimo nel taccuino. Scusa, non ho specificato. Apri il taccuino dei sintomi. Vai sui riflessi. Una cosa mi scordo sempre. Riflessi assenti, quando Okay. proprio non No, si muove iperaggressivi niente. è il problema. Ok, Quando devi aggressivi è quello là. Ok, Devi perfetto. Vabbè, mettilo quello là, mettilo assenti. Che comunque sta nella checklist. Allora, Teoricamente. Aspetta, però. Sì, sono assenti, sì, perché non muoveva le braccia vediamo all'indietro, che sono ci dice. assenti. Allora, respiro. Qua va bene. Respiro ce l'ha bene. Ce l'ha abbastanza Mettiamolo buono. nella checklist. No, è respiro, Ci dovrebbe essere. respiro malsano. Oddio, però sentiamolo. Questo qua buono. Quello infetto è quello là animalesco, mettiamola così. Sì, no, però non è che malsano, cioè non è malsano alla fine. Traduzione così. Black Void, benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, questo qua penso che può passare. Come può passare? Nel senso, può passare a miglior vita. Lo scanner lo zi? Se c'è Sì, il controllo sotto, è vero, non avevo controllato. Giallo. Verde con mutanda bianca, però devo dire la C'ha un verità, certo sta bene. stile. Sì. Ok. No, non c'ha altro. Lui ormai mi sa che è già bello che è mutato. Allora, Caro, per te devi andare proprio a liquidarti. X Factor finisce qui. Kenneth Williams, arrivederci. Ben fatto, abbiamo saltato Ci qualche manca ancora sintomo. quello del manganello. Sì. What are you doing? Is this really necessary? Faccio cazzo se è necessario. Allora. Ispirazione frontale, tutto a posto. Indietro. Ok. Un attimo. Temperatura buona. Riflessi. Tu sembri a posto. Ce ne servono altri 3. Ah, ok, no, non c'aveva proprio niente questo di negativo. Salve. No, non ti preoccupare, tutto a posto. Allora, tu hai
Questi come li identifichiamo? Credo forse come schizzi di merda. Non penso che si è cagato sul collo, già, ma Dici no? forse uno zombie. Ti ha caccato sul collo. E Forse uno allora zombie che ha infetto. cagato sul collo. È infetto da cacca di zombie. Allora, vediamo un po'. Questo cazzo è vitiligine. Non sono lentiggini. Potrebbe essere uno sfogo cutaneo, forse? Potrebbe essere uno Io a te ti sfogo. mando in laboratorio. Sì? Sì, e c'è qualcosa di nuovo. Ok. Signor Jorn, va di pure. And wait for your turn. Remove Tu sei quello del manganello. hats, glasses, and gloves. I know the rules. Neanche lui. I wouldn't be here if I wasn't. Ok, 2 libri e una mail. Ok. Lo zio, gli occhietti però, eh. Allora, ora facciamo tutto. Respirazione. Almeno questo è normale. Ok. Sì, Anche la carnagione. teoricamente lui è una persona di colore pallida. Infatti proprio per questo che c'era la voce pallida. Allora io gli metterei questo. Occhi gialli. No, c'ha del Scusi. rosso, lo zio, non sono gialli. No, allora questo è congiuntivite. Occhi proprio rossi su quelli là proprio completamente. Le iride dei miei diventano completamente... Ok, completamente rossi, non sono completamente, quindi è Una via di congiuntivite, sì. Questo qua. Temperatura. Allora sta messo bene. Riflessi. Sono anche presenti. Oggi però devo andare sotto osservazione. Questo è il giorno 9, sì, ci conviene tenerlo in Un giorno in osservazione. quarantena sulla Qua tavola, vediamo un zio, attimino com'è la situazione. tanto è vuota. Allora, tu vai in quarantena. Andiamo un attimo al laboratorio se riusciamo a trovare Questo è ben quell'altro fatto, ok. È vuoto. che ci serve il sintomo nuovo. Allora, ci serve lo snaggle che si trova qua. Quindi se noi gli togliamo un attimo un po' di chiappa. Eccolo qua. Snaggle preso. È fatto, a posto. Buono perché ti riempie anche la boccetta in Sì. automatico, vero? Vediamo. Era uno sfogo, lo zio. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo ucciso Anche qualcuno oggi la innocente, scienza ha in parte fallito e in parte fatto bene. Attenzione. Prego. I already went through quarantine once. I passed. E questa forse non la passa. C'ha pure il questa fatto qua, della bocca questa, lo zio. Stay calm C'ha la and wait bocca for your scesa. Il fatto che dissero dei riflessi. glasses. Questa I non riflessi c'è assenti, riflessi. no, lo zio, già questa Prepare your è da segnalare subito. Allora, riflessi assenti però è buono. Sì. Il Però problema è abbiamo che c'hai la congiuntivite. congiuntivite. Quindi dobbiamo vedere un attimino tagli. Che cosa fare? Vabbè, un livido. Una macchiolina, sì. Va piano, lo zio. Anche che ricordati ce lo È possono avere. passato un topone enorme. Ehi. Ok, vabbè, a posto. Allora, tu qua stai a posto. Pesante, lo zio. Non è come quello No, che abbiamo questa trovato, forse la però è potremmo diverso. analizzare. Ci manca il terzo respiro. Dovrebbe essere questo. Forse dobbiamo mandarla così. No, devi puntare al coso. Punta la...
Se punti alla macchia nera te lo fa sentire più approfonditamente. Ma l'ozima è pesante però come respiro. Mm. Però è sempre come questo qua. Dove sta? È identico, quindi Uguale. questo qua è quello buono. Ok. Quindi tu c'hai questo. Temperatura e cose varie. Cioè, battito un pochino accelerato. 175 di massimale, lo zio. Com'è? Tu devi andare un attimo in quarantena. Wait, why? I'm fine. Abbiamo completato. Gianmarco, la magia del Natale. Sì, buggato. Siamo stati talmente bravi che l'abbiamo passato. No, io Got suppongo an che assignment carino. for you, soldier. The eggheads want tissue samples from the dead for their little experiments. I don't got the stomach for vivisection, but their work is mission critical for our survival. Be ready to move on it during the next evac. Allora, a questo punto qua dobbiamo andare solo a dormire. Zero morti. A posto. Morning, sunshine. Get your ass Ciao up and get cagnolino. over here now. Gotta love those eggheads. Once they get their asses in gear, we get the good stuff. Ci hanno fatto la We've gabbia. got the Ok. cage. Allora, vediamo un po'. Andiamo a controllare prima quelli in quarantena, lo zio. Attention. Evacuation convoy. Always wanted a dog, huh? Well, now we've got one. Keep it in Lei the era cage. infetta. Abbiamo refuso. Vabbè. Pazienza. A male estreme, estremi rimedi. Anche gli zombie hanno la loro utilità, specialmente per la divisione scientifica. Se hai uno zombie in quarantena, mandalo alla gabbia che si trova nel laboratorio. Studiare gli zombie è fondamentale per sviluppare una cura e combattere il virus. Puoi avere un solo zombie nella gabbia alla volta. Occupati dello zombie nella gabbia, portagli cibo in forma di cadaveri. I zombie possono morire di fame. Uno zombie può mangiare un solo cadavere al giorno. Durante l'evacuazione manda gli zombie alla divisione scientifica per guadagnare punti di ricerca e effetti aggiuntivi. Quindi questo dobbiamo mandare direttamente alla divisione, dato Sì. che c'è l'evacuazione. Ora, per prendere questo, allora, anzitutto, dobbiamo andare a prendere. Non vogliamo vedere se sta meglio. Fa un esame. Allora, come lo mandiamo nella gabbia? Dobbiamo prendere. Forse dobbiamo andare avanti prima con la... lo dice la quest proprio. Manda lo zombie nella gabbia. Dobbiamo capire da dove si accede alla gabbia. La Qua. gabbia è qui. E serve prendere e portare qui lo zombie. Come? Mi sono perso qualcosa. Allora, vediamo se non hanno messo un altro oggetto qua. Non c'è niente che possiamo usare. Vediamo un attimo se... Manuale. Ecco qua. Uno di quarantena. Forse l'abbiamo visto. Posto di blocco. No, non penso che dobbiamo sbloccare. Ah, alla gabbia. Quasi. Come è andato? Si è teletrasportato? Vabbè. Attention. Che avevo visto nel tutorial che ci diceva quella specie di carrellino per trasportare. Però quello è per i cadaveri, mi sa allora. Keep an eye on him. Ok. If it needs food, feed it. If it starts getting sluggish, it becomes next to useless. And be ready to move them out on evac on a moment's notice. This isn't a request, it's an order. Fail the quota, Va bene. you know what happens. When the dispatch comes in, load it onto the bus and forget about it. Let the eggheads deal with it from there. Ci darà un casino di punti bonus. Dogs are dangerous when they're hungry. Feed it before it rips someone apart.
E adesso ci fai vedere come dargli da mangiare. Possiamo andare finalmente nel lato degli omicidi. Però Ah, eccoli qua. No, aspetta, di qua. Andiamo di qua. Ecco il carrellino. Allora, Take the body to the cage. e nella demo, se ti ricordi, c'era Come sta no? cosa dei carrellini mamma mia. per portare le batterie, altro solo che poi l'hanno cambiato. Meno male perché era veramente una merda quella parte là. Ok, vai. Miau. Almeno il cadavere è già più simpatico. Porta la carcassa. Grazie. Ah, c'è lo sprint, ok, tutto a posto. Unload the corpse from the cart. Trust me, you don't want to know what happens to that. Ecco qua. Sta spuzzuliando. Fa una piccola Tanto merenda. è morto. Ok, abbiamo appreso un'altra cosa oggi. A posto. Quindi per oggi dobbiamo completare un attimino la situazione qua. Allora, abbiamo un'altra missione, la corsa del contrabbandiere. Le informazioni ricevute sostengono che qualcuno stia nascondendo un fazzoletto infetto dentro una barretta per introdurlo illegalmente e venderlo. Se si fa vedere, confisca la barretta. Ok, dobbiamo vedere se ci sono barrette, lo zio. La spada katana suprema. No, lo zio non può portare Dorata. la katana suprema. No. I've lost No. everything. Non si può fare. And now Hai perso tutto, hai perso pure la katana, signore. Ah, lo zio! Ma hai capito chi è? Quella di Walking Dead. Ok. Mo la giri con Michonne, Ok. anche detta in realtà Okoye, perché poi ha fatto lo switch alla Marvel. Ma vaffanculo, mo la giri riconosciuta. Vabbè, ci sta. Momento zombistico. Allora, riflessi buoni. Riflessi assenti, sì, lo dobbiamo segnalare però, eh. Avanti, sta bene. La Dietro, katana sta è bene. scusa. Lo zio, ma lei è Michonne. Ah, cioè, tu non me lo puoi leggere. Gianna Moore. Vabbè. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Remove Temperatura your e battito outer ok. clothing, hats, glasses, and gloves. Prepare your Abbiamo belongings for visto. inspection. Però aspetta. Questo è un liquido. Forse Mi ha fatto, sembra. fatto dei... Non c'è niente. Dobbiamo segnalare le cose se c'è qualcosa sotto la tavola, no? Non c'è niente. Vabbè. Vai. you're. E Thank ce you. ne abbiamo 8. Salve. Allora, tu c'hai già il vestitino un po'. Hello. Però È vabbè. tinta o è sporco di sangue? Sigarette, formaggio, dildo, zucca e un po' di vino, che così se ne scende tutta una Non c'è roba. barretta qui. Allora, tu di base Ehi. Lo zio è quello. Ok, no, questi scompaiono, ho detto, quando non sono pericolosi si tolgono. Ma questo è... Capito? allora, Aspetta, a parte che questo è da ripulire. dobbiamo anche segnalare, lo zio. Allora, facciamo un po' di pulizia. Attention. Evacuation convoy arriving. Allora, tu non c'hai proprio la respirazione da infetto. Non c'è la franceschite, mettiamola così. Mettiamola in questo modo. Laboratorio, magari. Non so, com'è quella là invece normale? Allora, Timothy, Sì. Questa è leggera. La sua com'è? Su è diverso. No, zio, questo secondo me potremmo mandarlo Questo nel in lab. laboratorio.
Invece ne serve almeno un altro buono per fare l'evacuazione. This is just a bad dream. No. Allora dobbiamo esaminare prima questo in laboratorio. Aspetta. Aspetta un attimino. Allora, devo prendere la Sfankel che si trova qua. Quindi se tolgo questo, eccola qua. Ok. è un polmone, mi sa. Sì, penso di sì. Ci dai qualcosa? Respirazione non specifica. È richiesto uno stetoscopio per eseguire la misurazione. Diversamente dalla normale respirazione, l'individuo che presenta sintomi respiratori non specifici sibillerà durante l'ispirazione, ma espirerà silenziosamente. A causa di un raro danno al sistema respiratorio, alcuni tipi di respirazione presentano un clicchettio. Ok. Abbiamo preso un bel po' di punti. Sì. Altri 100 ne dobbiamo fare. Dai. Altri 100 soltanto. Ok. Allora. Quindi Molozzi è da tenere in osservazione già solo per il respiro, perché è uguale a Sì. quello di sto tipo. Vediamo però tutti gli altri sintomi. Allora. Occhi gialli, lentiggini. Mettiamo lentiggini, occhi gialli. Poi. Guarda, sempre guarda come è scostumato. Ciao Renz. Ha sbagliato a scrivere. Va bene. 110,36. No, è buono, sì. È buono. Allora, Perché c'è un ferro di cavallo? Vedi là sopra il metal detector? C'è un ferro di cavallo, lo vedi quel coso rosso? Perché c'è un ferro di cavallo qua? Che vuol dire? Perché forse il prossimo c'ha un cavallo. Potrebbe darsi per Come va Reagan? Che si dice? Vediamo riflessi, vai. Ok, no, riflessi ci sono però. Dal braccio alle riflessi tutto a posto. Questo però aspetta, questo non è un morso, questo è Questo è un tatuaggio. No, questo è un tatuaggio, zii. È un tatuaggio, va fanno culo. Ok, è un tatuaggio questo qua. Perché sembrava un attimo. Vediamo bene. Non è un segnale perché lei è zoccola, no. Però zoccolo, non c'aveva. Bravo Reghe. Bella battuta, questa non era male. Così sembra pulita. Cioè, gli occhi gialli e gli occhi gialli di base non sono un problema. Respiro com'era? Ne sentiamo? È quello base. No, segnaliamolo pure questo. Allora, respiro malsano. E tu puoi entrare, così sono 9. Quindi noi adesso per sicurezza. Gli occhi gialli però lo zio era comunque. No, gli occhi gialli era. Già in base, va bene. Sì, occhi gialli. Ok. A posto. Tutto bene, sono riuscito a sopravvivere a mio padre nonostante il Napoli. Perché che è successo? Cioè, abbiamo vinto, perso. Che è successo? Questo alla fine ce lo fa fare. No, non siamo aggiornati su stasera. Allora. Attention, evacuation convoy arriving today. Allora, tu. Aia. Allora, pistola. No. Non credo proprio. E barretta però non c'è, oggi questa è una scatoletta. No. Allora, tu hai il viso arrossato. Sì. Pelle rossa però può andare bene. Poi hai... C'ha un po' di mascella sgonfiante. Si impaccia sono lividi. Ma sporco. Potrebbero essere anche... Allora, vediamo la temperatura.
temperatura è normale. Sì. Non c'ha riflessi proprio, manco sicché. Ah, aveva l'arma e aveva il bagaglio. Ah, perciò Questi prima non abbiamo abbiamo fatto, messi è vero. prima. Riflessi assenti. Qua sta bene. E stai bene pure qua. Quindi. Questi non sono... Anzi, Dove? forse può Eccolo andare. qua. Respiro malsano. No, in realtà oggi non è manco malsano perché non si sente proprio questo. Vabbè, quello là di base. Si sentiva Ma quello non là so da mettere per standard. forza, mi sa. Questa qua. Via. Vediamo. Infatti non lo dovevamo mettere. Ok. Don't make me wait. Sarà magari questo è l'unico qualcosa che non ci hanno fatto caso. Allora, tu c'hai proprio gli occhi rossi e già. Ma ci hanno fatto scanner aerocorpo a che così? Non mi ricordo, dico la verità. Barretta Allora. niente? Tu hai gli occhi No, rossi. oggi deve morire. Punto. Tu c'hai gli occhi rossi. Sì. Poi c'hai You are in a quarantine zone. No, riflessi. Stay calm. i riflessi almeno ce li hai. Poi Your outer clothing. Aspetta, c'è giocate in qualche braccio. livido. Prepare your belongings. Non hai morsi o altri segnali. Ispirazione. Tu c'è proprio Satana dentro che sta per uscire fuori, quindi qua non c'è altro. Qua non c'è altro. La pelle forse oggi la dobbiamo mettere perché teoricamente è pallida. Però tu comunque vai fuori, via. I'm so tired of Aspetta, this. devo mettere lo zaino. Ispezione eccellente però da dato. Allora, avanti un altro. Please, just check. You'll see I'm Ecco la lo zio, barretta dai. di cioccolato. Quindi noi non la dovevamo sequestrare. No, dobbiamo sequestrarla. Confisca la barretta. Ok. Allora, Good work, I need Bud. that. It's Don't fa, get used to su the altri brain. 1200. A questo ci servono i punti là. Kit medici ce ne abbiamo. Cibo nella mensa. Anche che poi ne facciamo 8 fissi al giorno. Un po' di carburante, lo zio. Facciamo un refillino. 280, perché no? Ma prego. In teoria non possiamo fare ancora niente. No, ma prossimo a breve lo facciamo, lo zio. A breve un facino. Qua non potevamo fare altro. Autoalimentatore converte automaticamente i cadaveri in pasta nutritiva per sostenere i soggetti. Benissimo. No, e dobbiamo fare butta dentro. A questo punto ok, allora cerchiamo lui. 71-36. Va bene. Poi riflessi normali. Ok. Avanti, stai bene. Dietro. Stai bene. Respirazione. Respirazione pure stai bene. sì. Devo mettere solo lo zaino. Allora. Non c'avevi armi, non c'avevi bagagli contaminati. Oddio, lo zio. In teoria lui c'aveva il fazzoletto. Leggi il biglietto sul muro. Un fazzoletto infetto. Teoricamente oggi nella barretta c'è il fazzoletto infetto. Però non so se glielo fa valere nelle capito. cose qua.
È rischioso, però forse... Perché questo è specifico se trovi parti di zombie mentre stai facendo... Non prendi in contatto, non fai vedere? No, vabbè, non lo mettiamo, allora così. Lasciamo stare. Questo qua no, Lasciamo stare. tu di base. Non vero? A Regen ci sei ancora? I won't forget this kindness. No. Move it. Ok. Hello. Ciao. Sto creando uno stronzo da manna. No, Regen, guarda, già ne abbiamo avuti tanti in questi giorni, Allora, Devo mettere... Mi sa quello è un graffio là, però. Allora, tu guarda senza proprio perdere tempo. Aspetta, oggi devi fare check sulla lista. E devi controllare pure lo zaino, oggi. Ah, già. Ehi, vai presto. Questo non può entrare. Manco questo è un no. caricatore. Ma manco quello, oggi. No. Scusate, ma com'è possibile? I don't need it anymore. Ma era esplosivo. E manca Quella era serenata, sì. droga. But Questo che No, cosa? batti il cazzo, perdonami. Questo è riso. Pane? Pane e È riso. riso. Va bene, ah. Allora, e tu già parti con un bel po' di cose. Poi Occhi gialli. c'hai il battito che era alto. Comunque, vabbè, come si dice? 135. Eccolo. Quindi, battito accelerato. Anche aggressività, aggiungiamo. Ma che zaino è? Regen è uno zaino, no? No, aspetta, ho sbagliato. Sì. Riflessi aggressivi. Gli occhi Occhi C'è del e rosso, un po' di sì. congiuntivite. Congiuntivite. E quindi tu devi andare. C'ha pure lo sporco, mi sa, questo è un graffio, Questi mi sono sa, oggi però. graffi, sì. Tagli su pelle. Mettiamolo. Allora, tu devi andare qua. Sì. Assolutamente. Come ce la dai questa ispezione? crying out loud. Ben Ispezione fatta. ben Vabbè, non capisco a volte. Allora, pelle gialla. No, Slow. però ok, mettiamo direttamente i sintomi base, lo zio. Allora, Pelle verde, occhi rossi. tu E già i da primi due. questo C'ha già lo dovresti zaino? andare fuori. Toc, C'ha toc. zaino. Ma c'è Christian! Oh, Salve! allora, ecco, è arrivato il momento giusto. Allora, ragazzi, finiamo solo sta giornata, poi vi dico tutto. Sta facendo il ruggito lo zio. Questo è proprio Satana in persona, quindi Temperatura come il resto? temperatura. No, in automatico il gioco ha preso il martello e traccia una martellata. No, la temperatura è buona, solo il battito, vedi? Temperatura no, C'è il quindi. battito. C'è il battito. L'ultimo. Questo qua. No, è Penso tu che può andare a base. morire lo zio. When will this end? Ok, è l'ultimo. Quanti cazzarola ce ne sono? Let's just get this Allora, over with. pelle rossa. Tutti quanti insieme adesso stanno uscendo. Allora, ma ce la Sopra. sbrighiamo. Destra. Pelle rossa, ok. Occhi sono normali. La tosse non è buona. Qua davanti niente. Qua dietro niente. Qua invece Sono dei lividi belli grossi questi. Lividi però è cecca. I polmoni? allora, qua davanti stai bene. E Dio, mando anche te un attimino in quarantena. Ti fai un At giorno. least it's not a death Next sentence. survivor. Salve. I was helping others out there. Look, Eccolo qua. Deve morire.
Tu già c'hai gli occhi rossi però, eh. Allora, respirazione, tutto a posto. Battita, temperatura. No, allora, quindi dobbiamo mettere temperatura alta, occhi rossi, Riflessi. zero Assenti. riflessi proprio. You are in a quarantine zone. Non c'hai lo Stay calm zaino. and wait for your turn. Remove your outer clothing, hats, glasses, and gloves. Davanti non c'è Prepare niente. your belongings for inspection. Ma è talmente scuro che non si riconosce la pelle dalla felpa, guarda. Sembra la stessa cosa. Allora, no, è pulito. È qui. Però c'ha gli occhi rossi, fratello caro. Gli occhi molto rossi. Deve morire. Salute Just e tanti tell me what's saluti. happening. Move it. Allora, sono gli ultimi due. Allora, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Don't bother checking. Allora, There's nothing valuable No. left. questo non credo. No. Questo neanche. Please. No. That's all I have Questo left. non credo Neanche il minimamente. kunai. Non credo. Questo che cosa sta qua? Questo No, è mucca, mucca. mucca, questo è Ok, mucca. questo è mucca. A breve... A breve diciamo tutto. Giusto 2 minuti, ragazzi. Sì, che finiamolo qua. pensavo che erano finiti, invece ne sono arrivati un bel po'. Ma subito switch così vi dico tutto. Allora, tu c'hai bagagli e armi. È questo. Fino a qua ci siamo. Poi danni cutanei e sottocutanei. Ehi. E c'è un morso. C'hai un morso. No, deve già morire, così. C'hai un morso. Morsa. Il morso è proprio Temperatura... da tutti i mondi. ah, Questo non è niente, si è anche tolto. Qua niente. Qui c'è Satana. Qui si annida il Satanasso. Ok. Sì, fai pure la tosse, non ti preoccupare. Questo già l'avevamo controllato, non mi ricordo, ricontrolliamo un attimo. Comunque sta a posto. Stai a Devo posto? Prego, vadi a prendere le caramelle. I'm so tired of this. Ok, avanti l'ultimo. Se poi mi date giusto 2 secondi. Are we done? Can I just go? Lo sappiamo, noi con gli orari siamo un pochettino sballati. Ma più che altro così, quello mo c'è l'evacuazione. Dobbiamo vedere se si autosalva, se no dobbiamo tenere No, quello si salva, quello è solo da selezionare e no, andare al giorno vai. successivo. Sì, subito facciamo. Allora, c'ha temperatura a 142. No, era battito. Ah, il battito volevo dire. Il battito Temperatura elevato. 142, lo zie. Poi esagerato. Abbiamo ossidrica. No, lei deve andare in rianimazione là, subito. Allora, riflessi un attimino così, non sta bene. Tu qua stai bene. Controlla pure i lati delle braccia, poi. You are in a quarantine zone. Attenzione, Questo attenzione. aspetta, ce Allora, l'abbiamo. Outer clothing, sfogo hats, cutaneo. glasses, Sì. and gloves. Prepare your belongings Non for c'è inspection. lo zaino? No. At least it's not a death sentence. Vai. Allora, a questo punto andiamo veloci. Inizio evacuazione. Experience any symptoms, report to the staff Allora, immediately. uno di qua, uno di là. Aspetta. Quindi il superstite della base. Aspetta, piano. Allora, Questo questo è quello della missione. in base per a la quanti ne fotografia. mandiamo ci dà dei bonus. E Sì, così ci sono servono sempre i la punti stessa là. cosa. Dobbiamo mandare al furgone scientifico alcuni, così. Ah, non ci dimentichiamo che abbiamo anche lo zombie. Ci Lo dà zombie... 2 Ah, lo missioni. zombie deve andare al coso scientifico, mi pare aveva detto. Già impostato qua. Che prima era vuoto l'altra volta. Poi c'è lo zombie Ok. dentro. Allora. Ma sta gente morirà. 4, 9, Ok, 5. mandiamo Siamo a pure posto. di là. Sono appena arrivati, ma noi dovevamo completare la quota, quindi ok, fatto.
Abbiamo vinto il gioco? Abbiamo vinto? Abbiamo pareggiato? A posto. Abbiamo passato la giornata. C'è stato qualcosa, vero? Infetti inviati 0. Ok. Quindi abbiamo mandati tutti buoni. Ah. O la prossima Command has quota sent us a special syringe. Detects infection in seconds. 14. Ok, cioè abbiamo una siringa speciale adesso. La puoi usare una volta per giorno, mi sa. And don't let Georgie near it. The kid can't be trusted with matches, let alone something this valuable. Ok, quindi ci abbiamo un capisci se uno è infetto subito. Ok, questo è buono. Vuol dire Questo che è mo buono. diventeranno più Questo è complessi. buono. Allora, noi usciamo qua. Sì. Ragazzi, mi date giusto qualche minuto. Torno e ci facciamo 2 chiacchiere, così chiudiamo un attimino la giornata. Punto. Poi non so, vediamo un attimino come prendere il tutto. Allora, datemi 2 minuti e torno. Vi lascio nelle mani del buon Gianmarco. So che tu sei un ottimo maestro di cerimonie. A voglia. Allora, eccoci qua. Datemi giusto il tempo che cambio la location, che di sicuro si bloccherà. No, ok, è andata. È andata. Allora, non mi devo ricordare di mettere il modulo chats. No. Sì. Ce l'ho fatta. A posto. Ecco qua. Poi credo di fare proprio lo spazio per la chat. È tutto. Allora, eccoci qua. Il momento tanto atteso è arrivato. Voi ci siete? Siete pronti? Avete qualche domanda? Volete sapere qualcosa? Vediamo come dobbiamo toglierci sto cerotto. Come dobbiamo sviscerare la questione?
Doveva apparire pure Martina, però la verità è stata con la febbre oggi, non si è manco sentita bene, quindi non provo manco a contattarla. Allora, facciamo un breve riassunto. Io sono mesi che vi sto menando sta cosa del negozio e tutto, tutti i casini che avevamo fatto, il bando a cui avevamo fatto richiesta e tutto. Vi ho raccontato in questi mesi un attimino come stava andando il tutto e vi annuncio tranquillamente che mercoledì scorso siamo andati, cioè è andata Martina a mettere le ultime firme per ricevere quello che ci era stato detto, salvo poi ieri ricevere la notizia nel modo peggiore possibile che il bando ce l'hanno vietato, tolto, non dato, cancellato, così. Ci hanno fatto buttare 4 mesi di tempo. Quindi questa è la prima notizia un attimino non piacevole. Nonostante siamo stati tutti i singoli giorni negli ultimi mesi su questa cosa per 24 ore al giorno, potremmo dire, nonostante le segnalazioni di far controllare determinate cose in certi momenti, ci hanno fatto perdere 4 mesi. Siamo tornati al punto di partenza. Io non sono riuscito a venire in live nell'ultimo mese per continuare a lavorare al programma che è ancora attivo ed è quasi terminato, però mi sentivo in debito verso di voi pure per cercare di portarvi qualcosa con quello che stavo preparando pure per le live dal prossimo mese e che a questo punto se n'è andato tutto completamente a fare in culo. Quindi mo a voi che cosa vi dovrei dire? Cosa vi aspettate che siano le mie parole che usciranno da questa bocca? In tutto questo non vi ho raccontato degli enormi problemi che stiamo avendo telefonicamente per riuscire soltanto a parlare per poter cercare di trovare strade diverse. No, Regen conta invece, conta nell'ottica in cui io mi assumo la piena responsabilità di quello che sto per dirvi da questo momento ed è quello che avremo intenzione di fare. Noi siamo arrivati al punto di non rottura sulla situazione relativa al negozio, quello che ci sta occupando a livello di tempo, a livello di risorse economiche che mancano. Non per la base in sé, non per tutto quello che si era impostato, non per quello che c'è già oggi nel mezzo, ma perché a noi questa situazione ci ha da un lato rovinato, e qui c'è un chiaro esempio, non mi vergogno a dirlo, Gianmarco mi ha dato una mano in più e più occasioni, gli devo dei soldi e giustamente è rimasto scottato anche lui da questa situazione e Gianmarco mi va avvisato tutti i giorni, Gianmarco è il pozzo della conoscenza, sa tutto, ogni singola cosa di quella che è accaduta in queste settimane. Ne abbiamo tenuto duro il più possibile tutto dicembre, sia io che Martina, non ci vergogniamo a dirlo, stando fermi tutto il giorno, 15 ore al giorno, attaccati ad un computer, ignorando Natale, Capodanno e tutto il resto appresso, con l'attesa che ci arrivasse la buona notizia. Che dobbiamo dire che ci hanno preso per il culo? No. Che ci sono stati dei problemi? Sì.
Quindi che facciamo? Io ieri il pianto liberatorio già me lo so fatto, perché ragazzi non è una situazione facile, mettiamola così. Se ho voluto fare sta live stasera è perché noi c'è una cosa che possiamo provare a fare se vogliamo tenere tutto in piedi, ed è il motivo principale per cui si basa il negozio e per cui ho risposto così al messaggio di Regen. Io, se volete, vi espongo quello che vorremmo fare e ci dite se per voi va bene. Io vi devo fare solo una domanda: voi lo volete un negozio con dei prezzi abbordabili, onesti, un negozio che paga le tasse, non fa come tanti di quei negozi su cui stanno succedendo casini anche nell'ultimo periodo? Allora, noi abbiamo tranquillamente, vi invito da questo esatto momento, tutta questa parte di live, tutto quello che sentirete da me, clippate, fate clip, che noi questa cosa la possiamo ancora tenere a noi, detto proprio, sto parlando tra pochi intimi, ben consci del fatto che quello che sto dicendo adesso potrà andare in giro in qualunque lato di internet del mondo. Abbiamo un mezzo buono, perché non sfruttarlo in un certo modo? La cosa la possiamo fare solo in un certo modo. Buonasera, quello. Noi siamo riusciti, ve lo dico con piacere, ad organizzare, soprattutto per quanto riguarda il settore videogiochi e quant'altro, tutta la catena di distribuzione, mettiamola così. Diciamo che i pacchi arrivano. Abbiamo qui un cliente che ha ordinato e il pacco gli è arrivato tranquillamente, ma avete anche un cliente a cui il pacco non è stato consegnato, che risulta c'è un problema, mettiamo così. Diciamo così. Un dubbio. Diciamo che potrebbe essere capitato che nella stessa giornata della consegna del pacco a me, c'era anche in consegna il pacco di mio fratello alla mia stessa abitazione. Potrebbe essere accaduto che il pacco di mio fratello risulta essere stato consegnato, ma il pacco a nome mio, di cui avevo anche avvisato il corriere stesso la mattina, risulta essere stato innanzitutto la giornata della consegna rifiutato da me e spostato alla settimana successiva, e io questo avvenimento non me lo ricordo. Non è mai successo. Non me lo ricordo. La settimana successiva, invece, il giorno della consegna, è successo il miracolo, ragazzi. Da quello stavo aggiornando un po' sulla situazione del negozio, che non ci sono notizie negative, ma a breve potrebbe esserci qualche notizia buona, forse. Per la magia del Natale, delle feste, La magia del teletrasporto, risulta che quella giornata il corriere è venuto qui, casa mia, sì, zona Campania, esatto, in Campania, in Naples, ha trovato Martina sotto casa mia. Sì. Martina ha firmato, ha preso il pacco e se n'è andato. Poi non me l'ha più ridato in tutti sti mesi. Ricordiamo però, donna, sicula se non erro. Poi che cioè, Martina sta in un'altra regione, questo è un altro problema. Però di quel giorno era qui a firmare il pacco per me, se l'è preso. Quindi non sono venuto in live perché per affrontare tutte queste cose, ragazzi, non avete idea la wallera dove mi sta scendendo. Questa ne è una, ce ne sono tante. Allora, io vi ripeto, noi tutto quello che vi ho detto in questi mesi, voi se già adesso andate sul sito, perché abbiamo anche fatto dei lavori grafici ultimamente, potete comprare. Io vi avevo consigliato di non andare perché stavamo caricando i prodotti e che stavamo facendo tante cose, tante ne avevamo programmate in base a questi soldi che dovevano arrivare.
Io ve lo dico senza finta modestia, tranquillità, voglia di sembrare quello che non sono o quant'altro. Noi stiamo cercando di fare sto negozio per voi clienti, punto. Vi sembrerà un'assurdità. Abbiamo delle potenzialità non indifferenti e c'è stata detta sta cosa. Abbiamo la possibilità di farci tanti di quei soldi da sto negozio da diventare ricchi da far schifo e noi l'unica cosa che stiamo pensando è quella di come fare promozioni ed eventi per fargli avere la roba a me. Quindi io e Martina siamo due idioti o stiamo cercando di fare qualcosa di diverso secondo voi? Ma io ragiono in un certo modo, devo fare un negozio, devo mettere dei prezzi onesti per i clienti, mi devo accertare che certe cose vadano in un certo modo, che chi paga sa quello che paga, per cosa lo sta pagando e quello che riceverà. La spedizione non devono esserci problemi e i prezzi devono essere giusti. Cioè, siamo talmente idioti io e lei da voler fare sta cosa e non riuscire a portarla avanti. C'è l'eco? Io vorrei dirvi, ma non posso farlo per motivi legali nei confronti di Martina. Gianmarco qualcosina la sai, a questo punto qualcosina posso provare a dirla. Non avete idea di base la quantità di situazioni, di conteggi e di iniziative che sta prendendo Martina per cercare di far avere su un settore che non è il suo, a lei non interessano i videogiochi e quant'altro. Questo è più un settore nostro, questo è più roba nostra, mettiamola così. Io le sto dando solo dei suggerimenti. Ragazzi, tra guadagno di quello che prendiamo noi, tra il fare tutto il casino e tutta l'organizzazione che c'è dietro, chiunque ci direbbe chi cazzo può fa. Quindi vi ripeto, voi un negozio così lo volete? Regen, guarda, tu mi stai dando proprio gli assist per dare un certo tipo di risposte, cose che sento io dentro da un sacco di tempo, ma non trovi mai il modo né il tempo di dirle. Io ti dico come sono impostato con Martina, come è il mio modo di voler gestire questa situazione qua, e come l'ho già detto a vari pezzi grossi di varie società. A me di tutto questo non mi interessa il rapporto economico, perderci l'anima, ore in cui dovrò stare al PC e non vedere quel bellissimo mondo che abbiamo tutti quanti fuori dalle nostre abitazioni, ma che purtroppo non possiamo vedere per come sono fatte le cose oggi. Per me non è un problema, mettiamola così, sacrificarmi, perché ho capito una cosa e una soltanto. Io in questa vita l'unica cosa che mi interessa, il mio obiettivo, forse sono nato per quello, non lo so. Io devo aiutare sta ragazza a portare avanti sto negozio. Non è un problema per me, non me lo faccio e non me lo farò se per portare avanti sta cosa devo restare chiuso altri 9 mesi, 15 ore al giorno seduto davanti a un computer. Non c'è problema. Se questo può portare a qualcosa di buono in qualunque modo per voi clienti, in automatico risparmiando qualcosina di soldi anche per vivere un pochino meglio sul restante delle vostre cose, oh, sembrerò un idiota, ragazzi, a me va bene così. Che ci posso fare?
Preferiamo provarci fino in fondo perché nonostante la brutta notizia che vi ho dato, alcune piccole soluzioni sono uscite stamattina e ci stiamo già lavorando. A questa si è aggiunta un'altra idea, la cosa per cui vi volevo parlare stasera. Quello di base ci hanno fatto aspettare sti 4 mesi per avere i fondi per poter avviare i negozi in un certo modo. Mercoledì scorso, diciamo, la cosa è andata in un modo, ieri ci è arrivato il messaggio all'improvviso che il bando ci è stato rifiutato. Regen, guarda, io quello che guarda, la dico così, diretto, schietto, così come può sembrare innaturale ad oggigiorno dire un certo tipo di verità in un certo modo. Regen, se da tutto questo io ci devo morire e mi deve venire qualcosa, va bene così. Non mi interessa. È nuda e cruda la cosa, non è facilmente essere presa sul serio da tutti, ma è la verità, non riesco ad agire diversamente. Adesso vi sveliamo il segreto. Gianmarco tutte le sere perché viene qua? Perché è un medico, è il mio medico personale di controllo. È il medico ufficiale. Sono Totò, Tutore, il medico che presta servizio a tutte le ore. Esattamente. Tante cose possono essere un problema perché so che lavorando 15 ore di fila ad un computer, mangiando poco, uscendo lo stretto necessario non è un buon stile di vita, questo lo so benissimo, io vorrei cambiarlo. Quindi pure per questo c'era la cosa del negozio e tutto, cosa che non abbiamo abbandonato, ve lo dico tranquillamente. Noi ad oggi un po' di tempo per provare a fare un ultimo tentativo, ce l'abbiamo. Regen, sai qual è la cosa bella di tutto quello che sto facendo col negozio? Siamo in due. Ci è stato detto, spiegato, fatto capire che per arrivare al punto dove siamo arrivati noi con quello che abbiamo finora, ci sarebbero volute più persone e quasi un anno per fare tutto questo. Una volta tanto, sono tutti sempre pronti ad appoggiare le palle sul tavolo, no? Una volta lo faccio io. Siamo in due, che Martino, da soli. 9 mesi e siamo arrivati a questo punto qua. Questo non è lavoro per me, è vita, posso metterla su quest'ottica qua. A me Martina è venuto un altro piano per cercare di cambiare qualcosa, e visto che il negozio, vi ripeto, non per i soldi con quello che possiamo guadagnare, ma con quello che possiamo fare attraverso di esso, c'è un piano che coinvolgerebbe anche voi clienti finali, che io vi posso dire adesso, e se volete iniziare pure noi a fare un po' di rumore e iniziare a portare avanti qualcosa su internet in modo diverso, allora oggi c'è la possibilità di farlo e io vi posso dire come. Facciamo un bel esperimento sociale, tutti insieme. Facciamo tipo piano, tipo esercito di silenzio. Io ma vi dico tutte le cose. Se voi siete d'accordo, io esattamente da domani mattina agisco in quest'ottica qua. Questo perché noi col negozio stiamo cercando di portare avanti un concetto, che l'unione fa la forza. Ed è proprio questa la notizia, Regen. Noi per caricare i prodotti sotto il nostro punto
qualitativo, quello che per noi è un'ottima qualità, sia per la rappresentazione dei prodotti stessa che quantità e varietà dei prodotti, permettere il tutto assemblato in un certo modo e farlo arrivare al negozio finale, ragazzi, sono ore e ore di lavoro per avere tutto con quella che noi definiamo una qualità 10, mettiamola così. 10 perché c'è stato detto e spiegato da una persona che lavora sul marketing e che sta collaborando con noi per vedere sta cosa qua. Quindi diciamo abbiamo aspettato sto mesetto e mezzo in quest'ottica qua per cercare di portare le cose in un certo modo, quindi per questo ci sono pochi prodotti, ma a questo punto possiamo vedere di fare solo una cosa e noi già ci stiamo muovendo sotto quest'ottica qua. Il piano è il seguente: abbiamo appuntamento io e Martina domani mattina alle 9, come tutte le mattine. Abbiamo intenzione nelle prossime ore e nelle prossime giornate di caricare prodotti a palla, numeri anche belli alti. Ciò significherà stare forse 20 ore di continuo vicino ad un computer in due. Va bene, non ci sono problemi. Non sarò io a entrare nel Matrix, sarà il Matrix a entrare in me. Sì, molto probabile. Però va bene così. La cosa che vogliamo provare a chiedere a ognuno di voi è quella: nei prossimi giorni, nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, se volete, faremo partire anche i canali social in maniera un pochettino più aggressiva, di darci una mano a condividere un attimino la situazione. Se riusciamo a spingere il tutto, a me piace dire tutti insieme, c'è ancora una possibilità che forse ce la possiamo fare. Forse. C'è un miracolo? Assolutamente sì. Io avrei voluto portarvi, e per questo non abbiamo caricato cose in sto periodo qua, perché Martina sa l'alta considerazione che ho di voi e di come è il mio rapporto verso le persone che ci seguono, e lo diremo da qui alla morte, io e Gianmarco. 5, 10, 15, 20, 200, 30, 1000, 5000, 500, 1500, qualunque siano i numeri, da qui a quello che succederà dopo sta questione del negozio e quant'altro, voi soprattutto che ci seguite da tanto tempo e vi rispettiamo per il tempo che decidete di spendere per noi, ragazzi, io so fatto male, volevamo portarvi il meglio, ci hanno inculato alla fine, mettiamola così. Però se stiamo facendo questo e non stiamo mollando, oggi l'abbiamo parlato io e Martina, ne abbiamo parlato io e Martina, voi siete più giovani rispetto a me, rispetto a Gianmarco. Vogliamo portarvi un segnale di un qualcosa e dimostrarvi che se davvero ci si impegna in un certo modo, nonostante le cose fuori dalla porta di casa di ognuno di noi facciano schifo, qualcosa di buono si può fare. Io mi sono rotto il cazzo sinceramente di continui segnali negativi ovunque si guarda. Ci sono, c'è lo schifo, ma non è del tutto così. Gianmarco Vecchio Bastardo. Sì, Sì. sì, E se ne vanta pure. sono io, un vecchio bastardol. Limite di tutto questo al momento è il 10 febbraio. Io personalmente su alcune cose e quant'altro ho autonomia fino a quel giorno lì. Poi aspettiamo le prossime giornate, stiamo vivendo giorno dopo giorno.
Però io penso, e forse penso troppo, dovrei imparare a spegnere il cervello e farmi un po' i cazzi miei, che se abbiamo una cosa buona e utile come internet, se abbiamo un mezzo come Twitch, se abbiamo la possibilità di far arrivare un certo tipo di messaggi in giro, e noi in Italia siamo famosi per tutti i casini a cui andiamo dietro e quant'altro. Quindi io e Martina vorremmo, se possibile, col vostro aiuto, tra un casino di Alfonso Signorini, poi lì veda la magistratura e dalla sua situazione, tutta la questione dei Pandori, eccetera, eccetera, e là la magistratura ha parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarebbe un po' di spazio per due persone, per Martina e per me, che vogliono fare sul serio qualcosa di diverso da qualunque cosa si vede in giro. E non esiste qualcuno al di là di questi schermi che possa aiutarci e darci una mano in qualche modo. Quindi ragazzi, pure questo che dico, siete autorizzati da me e da Martina, fate clip, fatele girare queste cose. Naturalmente, disclaimer, non andate sotto content creator grossi e taggate eventuali clip. A noi ci piace fare le cose per bene, con educazione e rispetto. Ci piace pure azzardare un pochino, quindi ci piace l'idea di lanciare sta sorta di bottiglia nell'oceano e vedere se qualcuno ci risponde. Che siamo nella situazione dove basta qualcuno con un minimo di capitale che faccia così e abbiamo fatto tutto. Ogni singola cosa. I contatti ci sono, chiunque ci può chiamare e contattare in qualunque momento e possiamo fornire prove di tutto quello che sto dicendo. Noi la vogliamo fare sta cosa. Non per noi, io veramente so che possono sembrare parole scontate, ma più di così non sappiamo come dirlo. Siamo due imbecilli che vogliono cercare di portare un discorso diverso su internet e fare una cosa seria, onesta, per guadagnare il giusto, fare attività all'aperto per giovani e per persone di tutte le età e che vogliono dare un minimo di serenità alle altre persone. E con la merda che c'è in giro, penso che un piccolo posticino ce lo meritiamo anche noi. Poi ditemi se ci stiamo sbagliando. Allora, io quello che vi posso dire, io vi ringrazio che ci siete stati, così come ci siete sempre stati, soprattutto nell'ultimo periodo. La botta è grossa. Sì, sto rischiando di cadere anche personalmente su altre cose. Sni. Però io ho sempre pensato una cosa, capendo e ragionando su quello che significa fare questo, fare il content creator o qualunque titolo mi vogliate dare o quant'altro. Le etichette me ne passano anche un cazzo, detto proprio così. Se io sono qui e ci metto la faccia con voi e vi ho detto determinate cose in live che vi portavo sto negozio, io ma non posso mollare e butto tutto, che è successo un casino. Poi, parentesi, tutta una serie di casini per non tenervi qua 4 ore. Io che esempio vi do a voi? Che la vita è uno schifo, che bisogna mollare, che bisogna arrendersi e quant'altro. E già ce ne stanno 800 di esempi così. Perché ci dobbiamo mettere pure noi a fare questa cosa? Quindi noi mo a partire da domani
Facciamo un bucio di culo così e cerchiamo di rendere il tutto al meglio. Quello che possiamo fare tutti insieme, noi qui in un modo, voi in qualunque parte d'Italia voi siate in questo momento, ce la possiamo fare anche in modo carino, prendendo da esempio e da spunto. Noi lo facciamo a modo nostro, più economico, più ristretto, così come nel video dei The Jackal ci fu il mimicchio. Ok? Noi ci troviamo una parola in questi giorni a modo nostro e la usiamo come hashtag sui post del negozio. Noi sta strunzata, ste pazzie, ste cose che vogliamo fare per il negozio, e credetemi, non avete manco idea delle cose che ci sono nel mezzo, le vogliamo fare con voi. Quindi se amma fa una strunzata, ma facciamola tutti insieme e divertiamoci. Troz. Hashtag Troz. Fare le pubblicità normali, tutta la cosa, no, ma già li fanno tutti, perché dobbiamo fare pure noi quelli? Scontato. Quello è il motto del nostro negozio, mettiamola così. Io vi tengo aggiornati tra un paio di giorni, mi sono trovato qualche soluzione per qualche titolo per venire in live e riuscire a tornare con un pochino più di stabilità. Quello che possiamo fare è cercare attraverso i social di spingere a chiunque il negozio. Questa è l'unica cosa che vi possiamo chiedere. Poi non posso dire che stiamo studiando i piani per i referral per dare i soldi in un certo modo legale, controllato e tranquillo. Non lo possiamo dire. No, non lo posso dire. No. C'è l'embargo. Non posso dire che stavamo organizzando delle mystery box a tema videoludico. Non lo possiamo dire. Non si può dire. Non posso dire neanche quello. No. Non posso dire che stavamo cercando di creare una specie di pacchetto per i content creator per fargli avere dei titoli, così da poter avere i titoli in maniera tranquilla, non farselo mettere in culo dalle software house, case di distribuzione che continuano a fare regali per avere i voti buoni. Non lo posso dire questo. No. Cazzo, non posso dire niente. Allora. No. Non si può. C'è il copyright. Posso manco dire che a Martina ci stavamo studiando un tipo di bambole gonfiabili che sono uscite qualche mese fa, non mi ricordo dove. Sì. Ah, quello lo posso dire. Questo sì. Ok, vabbè. Questo sì. Vabbè. Accorrete. Reagan ha già apprezzato. Immaginavo. Con le forme di Gianmarco? No, non credo abbia le mie fattezze, ragazzi. Non penso proprio. Non si può fare questa cosa. Che cosa devo dire? Che per come vogliamo portare avanti il negozio stiamo già creando una sorta di succursale di negozio parallelo, tutto a tema legale, tutto fatto apposta, tutto tranquillo, perché mi è venuta un'insana idea, un'idea proprio grossa, stupida, l'ho spiegata, non solo mi hanno ascoltato, ma ci hanno dato anche un altro sito web da fare, quindi c'è un altro sito che stiamo progettando. Poi mi è venuta un'altra idea, mi hanno detto pure falla e io ho iniziato a farla e stavamo aspettando questi fondi per farla in un certo modo. C'è già stata una prima forma di contatto, mettiamola così. Gianmarco sa il nome, ma non posso dirlo in live. Diciamo, ci sono i miei contatti nella casella email di un personaggio molto famoso e importante del settore per adulti. Perché a tema pubblicitario sarebbe la persona perfetta. Sì. Gianmarco, tu sai che sei, ecco, tu che sei l'insider. No, io vengo a conoscere sicuramente. Tu, sapendo la cosa del sito che stiamo facendo, con quel personaggio, cioè è fatta proprio... No, per fuoco.
E io queste cose non le posso dire. Non dirò assolutamente niente. E no, non è mia Khalifa. Ragazzi, si è ritirata purtroppo dal settore, poi non si poteva fare. Johnny sì. No, non si può. Io non posso manco dire che ho 3 milioni e mezzo di prodotti disponibili che dobbiamo smistare e mettere i prezzi e mettere online. Tutti originali, tutto su questa cosa io non la posso dire, che il negozio non ce lo vogliono far fare. No. Però tu lo sai che io mi blocco e quando mi ingrippi su una cosa è così. Io sono sicuro di una cosa, proprio perché sono strunz, datosi il Vincenzo è conosciuto per essere strunz, vuole fare un negozio buono per gli altri, senza finire nell'illegalità e usare i soldi per fare attività esterne sempre per gli altri, è strunz, non è che è turismo. Io non mi permetterei mai. No, ma tu ditelo tutti tranquillamente. È strunz. Ma ditelo pure tranquillo. Io preferisco essere strunza così direttamente proprio e via, senza problemi. Penso che se ci muoviamo tutti insieme, buttando la barca avanti, qualcosina può succedere con la semplice considerazione che abbiamo avuto io e Martina con una delle vendite storiche che abbiamo fatto all'inizio. A mutande di mezzanotte. Quello è l'esempio lampante. Nei primi test che abbiamo fatto di vendita e ciclo completo del prodotto, quindi uscita dal deposito, arrivo dal cliente, prodotto tutto regolare, tutto a posto, è stata l'ultima vendita a sorpresa all'una di notte, un ragazzo, non ricordo neanche dove, gli è venuto il desiderio di una mutanda per qualche motivo che noi non conosceremo mai, però noi ci siamo stati. Sì, potevamo fare. Che fai? Dici no? No, allora io vi dico da domani l'intenzione, il piano mio e di Martina è di base questo, caricare tanti prodotti, non con la struttura di cartelle che stiamo organizzando noi, non con i prezzi calcolati per ogni singolo prodotto, ma all'ingrosso del tutto. Guarda, vi dico proprio la verità, con tutto il rispetto per gli altri e per quello che abbiamo visto in giro, ci siamo detti una cosa oggi e cito proprio testuali parole. Martì, tiriamo il freno a mano, scendiamo un attimo di qualità, se no non riusciamo a lanciarlo adesso. C'è una sorta di qualità base, voi qualunque cosa notate, basta che ce la dite, noi informiamo subito chi di competenza e facciamo risolvere. Ma il piano è questo, nei prossimi giorni caricare a palla con varietà e con varie tipologie di prodotto, dal settore dei videogiochi dove caricheremo tutto quello che abbiamo a disposizione, quindi anche action figure e altre cose, più altre tipologie di prodotti. Una volta fatto questo e resa l'interfaccia l'home page un attimino più navigabile e gestibile nel migliore dei modi, ragazzi, noi possiamo iniziare con le pubblicità e le possiamo fare in un certo modo, ci stiamo muovendo nel farle con l'IA, vi dico la verità. Noi possiamo postare tutto, quello che possiamo dire a voi, spammateci a merda. Ecco, detto proprio in francese, proprio con garbo ed eleganza. Dialetto di Versailles. Per quello che ho capito io nei social, standoci da un po' di tempo e osservando le cose a modo mio per quello che sto facendo, basta semplicemente che per la combinazione di oggetti disponibili sul negozio
pian piano riusciamo a far trovare a ognuno indicazioni su dove trovare per spendere i propri soldi in un certo modo, un po' alla volta ce la possiamo fare. Però ci serve il vostro aiuto, ecco, lo devo dire proprio, non mi piace chiedere agli altri, anche se mi ci hanno costretto a viverci così, però no. Quindi vi dico con piacere che da domani, con tutto quello che di brutto vi ho detto stasera, il negozio non chiude, anzi domani apre, punto. Scusate il ritardo. La burocrazia fa schifo, cioè, che cosa posso dire? Noi ci stiamo lamentando solo di una cosa, non perché non ci sono arrivati i danari. Stiamo dicendo solo una cosa da mesi ormai. Mocca miseria. Potevate rendervi conto prima di alcune cose così noi non perdevamo 4 mesi e ci muovevamo in un altro modo. Soltanto questo. Noi oggi dovevamo stare qua, soprattutto sta settimana, che noi inizialmente il tutto era organizzato che giovedì ci doveva arrivare la data esatta di rilascio del tutto e festeggiare. Troppo bello e buono, cambiano le cose Sì. all'improvviso. Però non possiamo mollare. Poi che ci crediate o no, chiunque beccherà sta live, chiunque beccherà ste clip e quant'altro, ma voi siete delle teste di cazzo che state seguendo me, no? Però io sono fatto così, io vi ho promesso che vi portavo a sto negozio, quindi in un modo o nell'altro io sta cosa ve la devo portare. Mi verrà un'ulcera grossa come un melone? Già c'è. Mi verrà fatto il buco del culo grande quanto una capanna? Assolutamente sì. Cuore, milza, tutto spappolato? Assolutamente. Quello non ce lo facciamo mancare. Però iso strunzo. Se da questo riusciamo nel breve termine a farvi risparmiare qualcosina e a lungo termine guadagnare abbastanza da rendere attive tutte le attività in giro per le varie città e non solo, mettiamola così, a noi va bene così. Pure se finisce che da tutto sto giro io e Martina ci guadagniamo solo e soltanto quei soldi mensili per vivere una vita un attimino dignitosa. Poi se nel 2026 è un male essere semplicemente delle buone persone e voler aiutare gli altri anche in modi non convenzionali, sti cazzi. Come fa? Meglio portare qualcosa di diverso che finire col fare sempre le stesse cose e poi lamentarsi che è sempre tutto uguale. Quindi se volete queste e altre pazzie, io cos'altro vi posso dire a voi? Come dovrei stare secondo voi? Così chiudiamo come è iniziata la live, ce ne andiamo a riposare. Se mi faccio una mezz'oretta di Zelda non prendo sonno, no. Ragazzi, non si tratta di aiutare il piccolo o di aiutare in grande, basta semplicemente, come la vedo io, è un consiglio che provo a darvi. Si tratta di sentirsela o no di voler fare una cosa. Per quello che stiamo cercando di fare, anche il perdere 2 secondi in una giornata, prendere uno dei link nostri che vi appare davanti e premere un condivide, non sappiamo la vostra condivisione nell'effettivo su quale schermo arriverà.
può arrivare su qualcuno che la passerà perché non gli interessa, potrà capitargli davanti qualcosa per cui potrebbe interessargli venire sul sito. Non si tratta di piccoli aiuti, è un aiuto, punto. Iniziamo a finire di vedere queste cose come ho fatto poco, ho fatto tanto. Ragazzi, l'importante è fare. Che se fa rega in 2 secondi. Mo, ragazzi, non perché voglio obbligare a farlo, sta cosa, cioè capite il ragionamento. Se Reagan spende 2 secondi in un giorno, è un posto in più. Se lo fa pure quello, sono 2 posti in più. Se si collabora in un certo modo, non facendosi il culo così, mettiamola così, ma ragionando e muovendosi in un certo modo, con intelligenza, quello che può sembrare un piccolo aiuto può diventare una valanga. Vai, quello mo stacchiamo anche noi, anche perché dobbiamo trovare qualche altra cosina io e Gianmarco un pochettino da vederci in questi giorni. Ci siamo visti, l'ira di Dio, ci siamo visti. Noi torniamo nelle prossime serie, vedo pure un pochettino cosa portarvi. Per febbraio c'erano in programma un paio di cose, ora vediamo un attimino come fare. Per il resto, ragazzi, noi ci mettiamo, e questa è una promessa, quindi sarà così domani mattina, qualunque sarà la vostra vita, qualunque sarà la vostra giornata, alle 9 io e Martina ci attacchiamo al computer e ci stacchiamo alle 8 di domani sera, che vogliamo portarvi il negozio, punto. Quindi grazie mille a tutti, non so se ci sentiamo domani, ma nei prossimi giorni sicuramente sì. Quindi buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte.